il discorso con Fabrizio Fratus, che è in onda ancora con noi. Sì, e visto quello che dicevate, potevate metterla una ragazza con voi, così che aprivamo il video e vedevamo anche qualche cosa di carino, non solo uomini. Lascia stare oggi. Fabrizio, perché noi abbiamo una ragazza parte della nostra redazione che è Martina Emisfero e che questa settimana ha deciso di andare a sciare, quindi non costringerci. Ha bigiato palesemente tutta la settimana dicendo io me ne vado a sciare, capito? E va bene, noi comunque siamo anche per la libero utilizzo del proprio tempo, quindi se Martina Emisfero aveva bisogno di fare una sciata, ben venga. Beata lei che ha sciato. Beati noi che siamo qua a parlare di queste cose. Allora, ci siamo lasciati alla fine della prima parte parlando dell'ideologia gender. Esattamente, che cos'è? È veramente una cosa tremenda, ragazzi. No, vabbè. Allora, voglio prenderla sul ridere, perché adesso io sono convinto che chi ascolterà da casa, se non sa già, non potrà che rimanere leggermente stupito di quanto gli rivelerò. Allora, che cos'è questa ideologia gender? Leggo da un mio articolo, così specifico bene. Allora, se parte così: l'ipotesi gender sostiene la dissociazione tra il sesso biologico e la dimensione culturale, cioè l'identità di genere maschile o femminile, sostenendo quindi la negazione delle diverse identità sessuali. Il genere maschile o femminile non è più da considerarsi sesso biologico, ma semplicemente una costruzione sociale e culturale. Quindi praticamente cosa sarebbe? Per spiegare queste poche righe, sarebbe il fatto che noi nasciamo in un corpo, che è quello che ci capita, no? Ci capita il corpo maschile o femminile, ma questa può essere solo una disgrazia, perché in realtà per l'ideologia gender noi veniamo obbligati a scegliere la nostra sessualità a causa delle costruzioni sociali e culturali in cui viviamo, perché la nostra sessualità invece dovrebbe appartenere a una nostra scelta, cioè io nasco col corpo di un maschio, ma in realtà potrebbe essere, seguendo l'ideologia genere, normalissimo che invece io sia femmina o qualcos'altro, no? Perché poi ovviamente seguendo l'ipotesi gender, abbiamo tantissime possibilità. Il padre ufficiale di questa ideologia è uno psichiatra sessuologo americano della Johns Hopkins University, che si chiamava John William Money. È morto nel 2006 e sostanzialmente anche lui sosteneva, questo è il fulcro della sua tesi, che l'identità sessuale è sostanzialmente un prodotto della società e pertanto duttile e malleabile alla nascita. Addirittura lui si spingeva a definire, ed è una cosa che purtroppo sta prendendo piede in sempre più ambienti della psicologia americana, ma poi noi andiamo sempre lì a importare le peggiori boiate, che anche la pedofilia non è una malattia, ma un orientamento. E questo si sta affacciando anche nella psicologia americana, con molta prudenza ovviamente, ma incominciano a dire attenzione, distinguiamo tra la pedofilia e l'atto pedofilo, dove l'atto pedofilo è un atto considerato disordinato, e questo è una cosa che rischia di finire molto presto anche nel DSM, che è appunto il manuale che fa l'elenco delle patologie psicologiche, insomma. Questo è il sostrato culturale, ma addirittura c'è stato di recente un convegno a Pamplona per celebrare l'ideologia gender. Esattamente, ma ci siamo dimenticati di dire che, visto che hai parlato anche della questione della pedofilia che rientra nell'ideologia gender, possiamo anche, prima mi sono fermato, no? Però la sessualità potrebbe essere anche verso gli animali, no? Se qualcuno ha voglia di scoprire queste cose potrà andare a verificare che nel nord Europa, dove c'è, come si dice, la libertà individuale e quindi l'ideologia leggera
gender è molto vincente, ci sono delle associazioni che difendono come dire, la possibilità di fare sesso con gli animali in tutta libertà, perché per loro diventa sempre una questione di scelta. Quindi quando parli di Pamplona e dell'incontro che si è verificato, ecco, io non ero presente ovviamente, ma proviamo, veramente invito tutti i radioascoltatori a provare ad immaginare le argomentazioni, ecco, perché io la prendo sul ridere, ripeto, perché veramente a me sembrano dei discorsi assurdi. Se poi conto di questi discorsi assurdi e si parla della mia specializzazione, cioè che è la sociologia, si comprende come queste ipotesi siano veramente deleterie e distruttrici di una società e di una comunità, perché è evidente che si arriverebbe a creare una situazione di, non so come definirla onestamente, però di marmellata sul sesso, ecco. Ecco, una vera destrutturazione dei ruoli, è quello che sta succedendo. È quello che noi stiamo vivendo. Io sono testimonial dei Padri Separati in Liguria e faccio molti incontri pubblici su un argomento che alcuni dicono cosa c'entra, perché uno dice cosa c'entra, e ora spiego cosa c'entra, perché la forza di questa ideologia gender è di non presentarsi col fucito, ma di imporsi a livello di diverse situazioni nella società. E quindi noi vediamo che da una parte si propone la legge contro l'omofobia, dall'altra si impone che cosa? Un disegno per cui non si deve più dire padre, madre, ma solo genitori, dall'altra per l'informazione e la formazione dei bambini si insegna il sesso nelle scuole elementari. Quindi ci sono diversi meccanismi per arrivare a uno stesso fine, che è quello di dare, come dire, un impulso a questa società dove l'individuo abbia come dire, libertà sessuale su tutto senza seguire nessun principio, nessuna regola che per noi è naturale. Cosa succede? Per esempio, prendendo l'esempio dei Padri Separati, noi abbiamo un discorso. L'ipotesi gender, per essere vincente, deve disgregare la società, cioè rendere la società individui e non comunità. La famiglia è la prima cellula che forma la comunità. Quindi, agendo sulla disgregazione familiare, e come si fa a agire sulla disgregazione familiare? Si crea, per esempio, il pericolo del femminicidio, che è un'altra invenzione. Noi sappiamo che ogni anno muoiono 140 donne uccise, ma non ci dicono che le persone uccise in generale sono oltre 2500, 3000. E allora cos'è? Non è che si deve prendere una breve carriera, il problema è sociale dell'omicidio, non specifico di una categoria, perché non si va a spiegare per esempio dei drammi che vengono fatti agli uomini separati da molte donne. Allora cosa si sta facendo? Si sta facendo un'operazione per cui si fa una guerra di genere, cioè uomo contro donna. E a voi, cari radioascoltatori, a chi serve la guerra tra uomo e donna? Provate a porvi questa domanda e capirete meglio come agisce questa ideologia veramente tremenda per la società. Ecco, un'ideologia che non è però soltanto un ristretto circolo di psichiatri più o meno esuberanti, ma parliamo di una vera e propria lobby che sta dietro questa comunicazione di massa. Tant'è vero, è uscito di recente un libro che si intitola Unisex, edito da Arianna Editrice e a firma del giornalista Marletta e Perucchetti, sono i due che hanno firmato questo bellissimo libro, dove si fa notare un dato particolare che fa forse luce sul fatto che si tratta proprio di una strumentalizzazione, ossia che secondo un sondaggio soltanto 1/10 della popolazione gay ha un qualche interesse a sposarsi o adottare figli, quindi non è nemmeno una richiesta che viene dal mondo gay, ma solo da 1/10 di quel mondo. Eppure c'è un'attenzione gigantesca sia in termini di soldi, tant'è vero che
George Soros, che è uno dei più grandi finanzieri del mondo, finanzia tantissimo queste ricerche sull'ideologia gender, eccetera, tant'è vero che poi si vede anche politicamente con Obama e Hollande che hanno scelto proprio di rompere i rapporti con Putin o incrinarli non su uno dei 1000 temi che potevano prendere a pretesto, ma proprio sull'omosessualità, prendendo a pretesto il fatto che in Russia c'è una legge che, pensa un po' questi russi come sono barbari, vieta la propaganda omosessuale ai minori. Perché questo dice la legge russa. Che assurdità. Che assurdità. Che assurdità. No, la cosa che non so capire io è questa. Perché se la richiesta arriva da un nucleo così ristretto, se ne parla così tanto ed è così sponsorizzata, tra virgolette, dai vari governi come quello americano, come quello francese, come tanti altri e come tante associazioni? Secondo te, Fabrizio? Beh, io qui cito un caro amico che è Massimo Fini, che in molti suoi libri e nei suoi convegni spiega come funziona la democrazia. La democrazia funziona semplicemente con un semplice metodo: minoranze organizzate per imporre delle regole. In questo caso questo tipo di discorso è fortissimo sull'ipotesi gender. Infatti sono minoranze che riescono, perché poi andare a specificare le motivazioni di come agiscono con le lobby, per esempio dei profilattici, che in questo tipo di discorso mettono tantissimi milioni di euro e si impongono poi tramite anche come dire, l'ordine mondiale della sanità, cioè cercano insomma tramite veicoli diversificati di imporre la loro visione. Dall'altra parte, ritornando a quel 10% che racconta Marletta, è semplice il discorso. L'omosessuale, proprio per ricollegarmi al discorso che facevo prima sull'individualismo, è un soggetto molto individualista e quindi di queste questioni non gliene frega niente. Le questioni, tant'è vero che se qualcuno ha voglia di andarsi a fare uno studio, verificherà che l'omosessuale non vota per nulla rappresentanti in Parlamento o nei comuni che sono dichiaratamente omosessuali. Perché? Perché a loro non gliene frega niente di queste cose qua. Loro interessa altri argomenti che sono cioè non è interessante in questo momento parlarne, insomma. Ecco, infatti questo è proprio il dato, però, la pistola fumante che fa vedere come c'è una strumentalizzazione in atto. Ora passiamo a esaminare anche altri casi specifici, prima di arrivare a ipotizzare gli scopi, ma che ormai si stanno delineando, di questa politica disgregatrice. Ad esempio in Francia, nell'anno accademico 2013-2014, quindi questo, sarà reso obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado un corso di insegnamento basato sull'ideologia di genere, con lo scopo esplicito di, e qui c'è il virgolettato, trasformare la mentalità dei giovani. Cioè, trasformare è una la cosa, mentalità dei giovani. È una cosa pesante. Direi molto pesante, direi tremenda, perché si evince che è una manipolazione, si plagiano questi ragazzi. Quindi, anzi, a mio avviso, in questo caso le persone dovrebbero iniziare veramente a preoccuparsi di quello che viene fatto sui loro figli, perché veramente poi cioè io guardo una cosa, no? A Milano passeggiando è diventato ormai normalissimo vedere uomini vestiti quasi da donne con le borsette e col trucco. Allora qualcuno sorriderà, ma è una cosa che normalmente succede, tenendo conto che a me onestamente non me ne frega nulla degli omosessuali, però me ne frega il fatto che cioè che le possibilità di mio figlio di diventare omosessuale siano poi, come dire, sviluppate tramite la scuola, come un qualcosa che si deve fare, perché poi noi capiamo una cosa, la scuola esclude tutti quelli che praticamente non si adattano alla massa. Quindi se praticamente viene insegnato a tutti di essere omosessuali, in un certo senso, che l'omosessualità è una cosa normalissima, è evidente che quella diventerà, come dire, una moda, e quindi il ragazzo che si estrana sarà lui la normale e quindi verrà lui escluso. Stiamo veramente arrivando a delle situazioni pazzesche.
In questo senso, addirittura in Italia ci sono già delle sperimentazioni preoccupanti. Ad esempio, a Venezia, traggo sempre dal libro Unisex di cui vi ho parlato prima, a Venezia gli insegnanti saranno affiancati da controllori chiamati a correggere le espressioni ritenute discriminatorie. Questo progetto, organizzato dall'Ufficio Scolastico Territoriale della Città Lagunare in collaborazione con la Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, ha lo scopo di, virgolettato, promuovere un'educazione oltre gli stereotipi di genere, acquisendo la capacità di coglierli e saper andare oltre. In Veneto, quindi, se qualche insegnante vorrà parlare di gay e generi sessuali, potrà farlo soltanto con l'assistenza di un tutor, deputato a valutarne le parole, onde correggere quelle eventualmente considerate non conformi alla lingua di principio antidiscriminatoria. Gli organizzatori, peraltro, hanno previsto per i docenti un percorso formativo articolato in 6 incontri, durante i quali, virgoletto ancora, i maestri proveranno a liberarsi dai pregiudizi legati all'identità sessuale e a garantire una migliore offerta didattica ai loro studenti. Quindi dovranno abituarsi alla presenza di tutor, stiamo parlando di rieducazione del corpo insegnante su questo tema, quindi c'è un'offensiva che ormai ha degli effetti normativi amministrativi. Sì, ma soprattutto chi sono questi tutor e in base a quali parametri possono giudicare quali sono le parole da correggere, da non tutta lì la loro potenza, no? Anche la legge Mancino, tu la leggi e dici, se devo applicarla io, Marco Pinti, la applico in un certo modo, ma una legge deve essere chiara, non deve dare la possibilità a tutti i giudici di stiracchiarla a destra e a manca, è tutto lì. Avete dimenticato un altro metodo di promozione dell'ideologia gender che è stata effettuata a Milano, e io penso che sia veramente una cosa tremenda, perché pochi l'hanno scoperto, ne sono venuti a conoscenza, e soprattutto perché è attiva in tutte le scuole elementari e negli asili, se non sbaglio, di Milano, dove c'è questo fumetto disegnato da Altan, in cui vi è un pulcino che, nascendo, praticamente fa un percorso per scegliere il padre e la madre, e nel finale, così come sceglie, no? Tutti i bambini sceglierebbero, che sceglie una coppia gay. Cioè, capisce il messaggio che com'è subdolo e viene rigettato su un bambino. Allora, io veramente rimango allucinato di che cosa? Del fatto che le persone non siano preoccupate di quello che si sta facendo imparare ai propri figli, e questo è un problema, perché se le persone non prendono coscienza di qual è la società che ci stanno costruendo questi ideologi omosessuali, io veramente non so immaginare domani come potrebbe essere la nostra Italia, o la nostra Padania, o la nostra Europa dei popoli. Non so veramente come potrebbe essere. Anche perché, andando avanti così, sicuramente c'è uno scopo. Insomma, tutto quello che abbiamo detto finora serviva a dimostrare anche agli amici a casa che non stiamo delirando, nel senso, ci sono degli atti amministrativi, ci sono delle cose pratiche che dimostrano come c'è in atto un attacco non più agli stati, non più alle economie, o non solo, ma proprio all'individuo, perché si vuole scardinare probabilmente quei legami tradizionali, nel senso quelli millenari, la famiglia, quelli che ci sono da sempre. Esatto, quelli naturali, prima ancora che tradizionali, per fare degli individui che a quel punto diventano più malleabili, perché un uomo solo è più facile da controllare. Si vede anche da alcune statistiche che, un po' paradossali se vuoi, che il maschio single, senza figli, senza legami stabili, spende molto di più di un padre di famiglia. È correttissimo quello che avete detto, e non solo spende di più, ma se noi ci pensiamo, la solitudine come la risolvi nella nostra società? Proprio col consumismo, e il controllo sociale lo puoi attuare più facilmente dove non esiste comunità. Facciamo un esempio banale ma pratico, no? Se io ho davanti casa mia la possibilità
di avere un grande panorama. Se mi devono costruire un palazzo, se sono individuo io non scendo mai in piazza a protestare, se sono una comunità bloccherò i lavori. Questa stupidata come esempio però fa comprendere benissimo cosa differenzia il sistema sociale basato su individui o basato su comunità, ed è per questo che è importantissimo che soprattutto chi ha una visione antimodernista e tradizionalista o naturale, come avete specificato, inizi a reagire facendo che cosa? Studiando realmente che cos'è l'ideologia gender, perché ha origini marxiste come logiche interpretative della società e di sviluppo, capendo qual è la visione da cui deriva tutto, che è la teoria di Darwin, perché qual è la spiegazione che loro danno? È che l'evoluzione umana sta andando verso un monosesso, e questa è una grandissima stupidata che la genetica ha dimostrato falsa completamente, in quanto non è in evoluzione il DNA dell'uomo, ma bensì è in evoluzione, cioè sta peggiorando. Questo c'è un libro sull'entropia genetica di uno dei genetisti più importanti al mondo che si chiama John Sanford. Allora ci stanno veramente manipolando e costruendo dei miti, dei falsi miti che stanno distruggendo ogni aspetto naturale di quello che quando io sono nato era una cosa normalissima, cioè chiamare mia madre mamma e mio padre papà. Oggi stanno facendo in modo che questo non avvenga più. Ecco, posso fare una domanda? Vai. Lei ci ha appena spiegato che l'ideologia transgender trae origini dal marxismo. In che senso? Allora, è un discorso molto logico. L'interpretazione gender parte da un presupposto che è quello che le sovrastrutture, ed eccolo qua Marx, inducano l'uomo a delle scelte, quindi a che cosa? Scegliere se essere maschio o femmina. Il marxismo ci spiegava che le sovrastrutture creavano, come dire, un blocco, una gabbia all'uomo per cui non poteva scegliere cosa essere e cosa fare. Ecco qua dove l'ideologia gender deriva dal marxismo, da questa interpretazione per cui è in questo caso la visione naturale, tradizionalista, chiamiamola come vogliamo, no? Quell'aspetto che per il gender come il marxista invece è una creazione, badiamo bene, creazione culturale. Però noi se andiamo a fare delle analisi e degli studi antropologici scopriremo che cosa? Che questa non è una costruzione come dire culturale, perché in tutte le società del mondo si dividono tra uomo e donna. Allora non è possibile che tutte le società del mondo abbiano sviluppato lo stesso modello. È inverosimile, presumo, no? Beh, più che altro perché uno nasce uomo, nasce donna. Ma Non è che, a differenza di quello che dicono loro, non è che è una decide dicotomia come veramente nasce. astrale, perché anche nei simboli, no? La luna vista come madre in tutte le mitologie, il sole come padre, la terra come madre e il cielo come padre. Si può andare avanti in tutte le mitologie, in tutti i romanzi, in tutti i racconti degli ultimi 7-8 mila anni di storia, esatto, più o meno, su per giù, in cui si racconta questo mondo, in cui il mondo racconta questa realtà di madre e di padre, ed è quella che ci racconta la natura. Riguardo però al discorso su Marx che hai fatto, Fabrizio, io penso che sia più che altro una stortura del pensiero di Marx, perché un conto è ammettere che esistano delle sovrastrutture, ossia una capacità della socialità di condizionare i propri individui, e sulla base di questo fare un discorso che può essere più o meno aderente poi all'ortodossia marxista. Un conto è dire che il sesso naturale è una sovrastruttura, cioè qui secondo me c'è un'aberrazione anche di Marx, non solo che parte da Marx. Non è un'aberrazione, è uno sviluppo del pensiero. Ricordiamo che Marx era a metà dell'Ottocento e fece delle descrizioni sociali di cui onestamente aveva delle ragioni. Poi ovviamente magari le soluzioni sono tutte da rivedere. È un'evoluzione di quel tipo di discorso, perché se noi ricordiamo, per esempio,
lo stesso marxismo negava il concetto di famiglia, e se poi oggi andiamo a riprendere gli studi di un famoso sociologo e filosofo che è Nikolaus Luhmann, che con la sua teoria dei sistemi potremmo benissimo andare a comprendere ancora più semplicemente quali sono le logiche gender. È ovvio che non è il marxismo inteso a livello economico, è un marxismo inteso sotto un aspetto culturale, cioè di una società dell'individuo dove non la libertà e la scelta personale è forte, non ci sono condizionamenti che derivano dall'esterno. E questo è un discorso grave, perché dal mio punto di vista, e questo baso sulla civiltà e la cultura a cui faccio riferimento io invece voglio tradizioni, voglio il rapporto con la mia terra, col cibo della mia terra, col sangue della mia terra, quindi voglio un rapporto con quello che è stato la storia millenaria della mia provenienza, quindi mi contrappongo fortemente a questa visione che è ovviamente in questo caso solo sessuale, ma c'è molto di più, perché adesso l'attacco arriva soltanto sotto un aspetto sessuale, per questo discorso che si amplifica su vari ragionamenti, come abbiamo detto prima, ma quello che ne sviluppa poi sul discorso dell'individuo solo, ovviamente andiamo su tutt'altro argomenti, su tutt'altri ragionamenti. Sì, questo sicuramente, poi dipende anche da dove la si vede, perché alla fine la potenzialità dell'individuo, che in questo momento è solo sulla carta, secondo me, perché è vero, è un individuo a cui viene detto in continuazione che è liberissimo, che può fare tutto quello che vuole, però intorno, un po' come un criceto in una gabbia, ha le sbarre, la ruota e solo quel tipo di mangime. Però sei liberissimo di andare sulla ruota, mangiare quel tipo di mangime e entrare nella casetta. La libertà dell'individuo, che secondo me è un valore importante nella storia dell'umanità e nella vita di ogni persona, in realtà è mistificata anche quella, perché non mi si venga a dire che la priorità del matrimonio omosessuale e questa ideologia destrutturante addirittura del tuo sesso naturale e genetico è qualcosa che va a favore dell'individuo. A me non sembra, ecco, sinceramente, per vedere lo stesso problema da un punto di vista magari diverso dal tuo, che hai fatto un ragionamento più comunitarista, che comunque ci sta, ma anche da individualista ti dico che non è una cosa che favorisce l'individuo veramente, è una presa in giro anche dell'individualismo migliore. No, questo hai assolutamente ragione, cioè, non è sicuramente l'ideologia gender, non è sicuramente la rappresentazione migliore per la visione, per esempio, capitalista e liberista, libertaria che noi conosciamo, proprio per questo che, ricollegandomi a quello che ho detto prima, ha una derivazione che è marxista. Quindi non è il concetto di libertà e di individuo che arriva, tra virgolette, da un mondo di destra economicista o quant'altro. Su quello del mio ragionamento, io sì, sono un comunitarista e svolgo attività di promozione per le fondamenta ideologiche sul concetto di comunità, perché io sono convinto che la comunità sia la base perché una società funzioni. Sì, ma questo anch'io, guarda, ho voluto fare quell'intervento proprio per togliere etichette a questo ragionamento, che davvero io vorrei che fosse il più possibile naturale, perché guardate che da casa, soprattutto, da qualsiasi punto di vista lo guardate, è una truffa. Da qualsiasi punto di vista lo guardate, ci stanno fregando, perché basta che vi guardate mentre fate la doccia per capire che ci stanno fregando. Questo è il punto. Ci è arrivato un SMS, secondo me, dei tantissimi, adesso cerchiamo di darne un po' conto, molto interessante, di Fabrizio da Bergamo, che allarga questo discorso, nel senso c'è un Occidente che sta destrutturando la famiglia, sta facendo un casino della Madonna, di cui abbiamo reso adesso nota, che però subisce un'immigrazione fortissima di una tradizione fortissima come quella islamica, dove i legami familiari sono storicamente anche superiori a quelli degli stati nazionali, che in realtà sono una roba che gli abbiamo messo lì noi per capirli, ma i legami
di clan anche riferiti all'Africa, familiari riferiti al mondo islamico, e non sono cose che adesso ci sono solo al di là del Mediterraneo, sono cose che aprendo la porta di casa ci troviamo fuori, quindi sociologicamente l'impasto è veramente esplosivo a questo punto. Ma, mi ricollego al convegno che si è tenuto a Milano, organizzato da noi del Talebano, tra Buttafuoco e Salvini, e precedentemente noi ovviamente avevamo un attimo di timore sulla questione, perché Buttafuoco è filo islamico, è un islamico, e quindi avevamo timore che potesse uscire qualche tipo di ragionamento che potesse magari creare problematiche. Al contrario, invece, Matteo si è dimostrato veramente preparatissimo in modo incredibile su quali sono le problematiche sociali, e lì ha spiegato che infatti il problema è che non è che l'Islam è forte, cioè il problema è che siamo noi deboli e sfigati, per cui ci fanno bere tutte scusate il termine, puttanate, e questo è il vero problema. Quindi proprio il discorso che avete appena fatto tramite l'SMS rafforza ancora di più il concetto che noi siamo una società decadente, ormai vecchia, triste, senza una visione di un futuro, e dall'altra parte invece ci sono società giovani che vogliono ovviamente sviluppare un concetto che è ancora molto più tradizionalista di quello che io propongo e proponevo, e quindi questo scontro diventa forte, e socialmente, a livello sociale, è esplosivo. Perché? Perché i flussi migratori saranno, per ovvi motivi, si continueranno a sviluppare, e quindi continueranno a esserci queste infiltrazioni, e se noi ci pensiamo, cosa vuol dire questo? Che la nostra società è ancora sempre più in difficoltà e debole. Cosa succede? Verrà egemonizzata da una società forte. Questo per alcune persone potrà essere buono, perché diranno almeno ci salviamo dall'altro male. Va bene, ma dal mio punto di vista vuol dire perdere la mia origine, perdere le mie tradizioni e la mia cultura. Quindi siamo, come dire, stretti in una morsa, seguendo il mio pensiero. No, ma Sì, è un certamente. attacco che arriva da due parti questo. E poi c'è un'ipocrisia di fondo, perché non mi sembra che nella cultura islamica, anche nella più moderata, l'omosessualità sia esattamente trattata in modo così blando, tranquillo, scalfarottiano, ecco, assolutamente. Ma questo che dite è assoluto. Infatti vorrei, magari ci farebbe anche bene magari un decennio con loro al governo, così abbiamo questo problema, e poi almeno parleremmo di problemi seri, capito? Quando esatto. La vicina di casa deve mettere il burka per uscire di casa, forse si parlerà di la burcofobia. La burcofobia. Comunque, no, il discorso che dicevi prima tu sulla questione che è una presa in giro, quella che si dice sulla libertà individuale, cioè che questo modello non è in realtà veramente qualcosa che rende libero l'uomo, ma anzi lo rende schiavo al sesso in questo specifico caso, è verissimo, è tutta una strumentalizzazione, molte volte difficile da individuare, tant'è vero che loro sono bravissimi a far passare tutto questo come un diritto delle persone. In più c'è anche un'altra questione che, oltre al fatto che è, come dire, il passaggio di un diritto, è anche diventato complicato parlarne, perché se noi ci opponiamo finiamo in quel problemino della legge Mancino, come dicevate prima, no? Quindi diventa veramente grave la situazione. Sì, ma guarda, anche senza legge Mancino, precisiamo meglio, ma proprio riguardo a qui e ora davanti a questo microfono, anche senza commettere situazioni da legge Mancino, ma se ci scappasse una frase così, che è fuori posto, c'è tutto un sistema mediatico pronto a scatenare un linciaggio, una strumentalizzazione, cioè facciamo finta che adesso abbiamo fatto, mi pare, una trasmissione di oltre un'ora in cui abbiamo parlato diffusamente e in maniera molto civile e circostanziata di alcuni fatti, quindi abbiamo posto dei problemi. Pensa se adesso, ridendo e scherzando, ci scappasse la battuta sbagliata, verrebbe presa solo quelle 4 parole,
farebbero il giro di tutta la stampa nazionale. Sciocca Radio Padania, Villa insulta gli omosessuali. Chi è Villa? Villa da piccolo. Villa... Sì, di tutti di più, esatto. Ma già mi immagino i titoloni, siti internet, Facebook, Shock, giornali, espellete Villa, ma subito, dimissioni di Villa. Non è disastro. deputato, peccato, fatelo Niente, deputato e poi dimissione fatelo lo stesso, dimettere. ma sì. È una cosa che succede ogni volta che si toccano determinati nervi, perché c'è un sistema mediatico. Io la prendo però come un dato positivo, questa isteria, perché se dall'altra parte ci fosse veramente un blocco sociale e culturale convinto di aver ragione, non avrebbe quest'isteria. Se quest'isteria si scatena è perché dall'altra parte non c'è, come magari credono alcuni complottisti, proprio un mondo organizzato che dice attenzione, mi raccomando, dobbiamo portare avanti queste battaglie e ogni giornalista di Repubblica viene indottrinato come le SS che deve fare questo e quest'altro. In realtà il mondo è molto più magmatico. Dall'altra parte ci sono persone che non possono rinunciare a farsi delle domande e l'unico modo che si ha per evitare che le domande diventino un'epidemia che poi farebbe crollare tutto questo castello di carta è scatenare l'isteria. E quindi prima di tutto parlare di omofobia e poi identificare i cattivoni, perché ovviamente la Lega, noi siamo i capi dei cattivoni. I cattivoni, i qualsiasi capifila. cosa si dica da Radio Padania sarà sempre da Radio Cattivone. Ma è sicuro questo, poi soprattutto se poi il capogruppo in Europa della Lega Nord domenica parlerà di omofobia a Milano in un convegno pubblico, capisci che ovviamente la Lega sfida un mondo e quindi è normale che questo mondo microscopico ma ben organizzato ovviamente si inventerà grandi cose contro la Padania, la Lega e quant'altro. Poi io devo dire una cosa, ragazzi, che io vi faccio i complimenti perché affrontare queste tematiche e anche magari cercando di riderci sopra veramente è un impegno che dà onore a tutti coloro che non vogliono avere paura di affrontare tematiche così difficili nella società in cui viviamo. Guarda, noi ringraziamo te, ma non perché è il minuetto dei ringraziamenti, perché la nostra è una trasmissione che è basata sulla grande ignoranza nostra, perché noi siamo veramente degli ignorantoni e cerchiamo di porre delle domande e siamo contenti quando troviamo qualcuno competente, come è stato oggi pomeriggio, che riesce a darci qualche risposta o meglio ancora qualche spunto in più. A questo proposito, prima di... Posso dire una cosa, scusami? Io non do risposte perché non ho la presunzione di conoscere le risposte. Noi del Talebano cerchiamo di analizzare e poi noi cerchiamo la migliore soluzione possibile dal nostro punto di vista di partenza, che è quello di una società che deve essere comunitaria, quindi che faccia riferimento alla famiglia come principio. Quindi detto questo volevo specificare che non ho assolutamente la presunzione di dire che io ho ragione e gli altri hanno torto, però voglio avere la presunzione di dire che sicuramente l'ideologia gender è un male per la società. Questo diciamo che l'abbiamo ampiamente circostanziato. Però ci sono ancora un paio di domande che arrivano proprio dai vostri sms. Intanto vi ringrazio tantissimi gli sms sia sulla trasmissione sia in generale quelli per la Padania di domani. Mandateli ancora se volete farli finire sulla Padania di domani. 346 64 277 56. Ma proprio per te, Fabrizio, c'è questa questione che ti pone Giampiero da Genova: l'omosessuale non è a volte il primo omofobo razzista perché rifiuta la donna, che naturalmente è quella che poi porta a generare figli. Il ragionamento, non mi ricordo il nome del ragazzo di Genova, a mio avviso è corretto. Infatti noi parliamo di eterofollia perché il problema è questo, che si ha paura ormai dell'eterosessualità, che è una cosa normale. Il ragionamento che ha fatto è vero, sono loro i primi a avere paura e poi onestamente, no? Io sono stato per un anno un opinionista di Vero TV e ero tacciato un po' di maschilismo. Io devo dire una cosa onestamente, che io penso che la donna sia
una parte fondamentale, credibile della società, perché è quella che dà i figli, no? Può fare i figli. Se noi pensiamo proprio in un discorso biologico dell'importanza della donna, è che se una donna, se fosse una donna e 1000 uomini, questa per la donna per 12 mesi fa un figlio. Se ci fossero 1000 donne e un uomo, cambia la situazione, no? Quindi si capisce quanto è importante a livello sociale la donna e quanto vada difesa la donna. Quindi, per tornare alla domanda, sono assolutamente, cioè la domanda che poi presumo che fosse una domanda retorica posta a me come... c'era curiosità, ecco, per capire... No, sono d'accordo con quello che ha detto. Ecco, anche perché questa domanda era entrata più nel discorso psicologico che sociologico. Torniamo invece con l'ultima, sulla sociologia pura, ed è Alex da Brescia che sostiene una teoria che peraltro abbiamo già riportato altre volte: stanno cercando di creare una società debole in modo tale che sia facilmente dominabile, ma soprattutto sostituibile sia dal punto di vista etnico che dal punto di vista culturale, con provenienze da altri continenti che non hanno consapevolezza dei meccanismi della società occidentale. Questo è il messaggio di Alex da Brescia. No, io di questo non sono d'accordo. Allora, parliamo una cosa: io sicuramente non posso essere tacciato per la storia che mi contraddistingue di essere uno che difende l'immigrazione, perché c'è una storia ben precisa, e se sono stato il primo processato sulla legge Mancino nel 94 con altre persone è evidente per ovvi motivi. Che la nostra società, l'abbiamo detto prima, è in decadenza ed è come dire, debole, è una colpa nostra, non possiamo dire che è colpa degli altri. Io sono cristiano, ma la visione ciclica della storia è un fatto, e ovviamente come c'è una nascita, una crescita, uno sviluppo, c'è anche una fine. Noi siamo in un periodo di fine, noi siamo in un periodo di distruzione di noi stessi, e per questo che tutte le stupidate si possono imporre nel nostro mondo. Sulla questione dell'immigrazione, è come dicevo prima, e come anche il segretario della Lega Matteo Salvini ha ben spiegato nel convegno, il problema è nostro che siamo deboli, e quando c'è una società forte, perché è forte? Perché noi continuiamo a confondere una cosa nel nostro mondo: noi confondiamo la tecnologia, cioè quindi l'Occidente è tecnologicamente avanzato, con la forza di un popolo. Bene, noi siamo tecnologicamente avanzati, ma come popolo siamo disgregati, deboli e in decadenza. Lo vediamo per esempio in un esempio con la Russia che non ha quindi questioni di razze, che poi anche il termine razze è a livello genetico. Ha detto razza! Ha detto razza! A Radio Padania hanno detto la parola razza! Attenzione, sono la sirena! Beh, ma qua ti fermo, perché lo posso dire con forza io, perché in trasmissione in diretta a Telegenova, quando ci fu la questione della Chienze e di Borghezio... Ha detto Chienge! È Qua scappiamo però, Io spiegai benissimo che non esiste un concetto di razza a livello genetico, e che quindi quando Borghetto spiegò questa cosa prendeva in giro la questione proprio razzista, perché lui sa benissimo che le razze non esistono, perché ne abbiamo parlato. Quindi è proprio ma noi scherziamo perché appunto parlavamo della censura che c'è, no? Lo so, ma è perché sono degli ipocriti, quelle persone che continuano a screditarvi o cercare di distruggere ciò che voi fate, sono degli ipocriti, perché intanto loro non conoscono molto probabilmente nemmeno quello di cui parlano, perché quando vengono a accusare per esempio di razzismo il mondo della Lega, che parla di comunità, di tradizioni, di cultura, di popoli, invece fa proprio uno sbaglio grossolano, perché proprio la questione della Lega è quella di difendere le etnie, quindi è proprio il contrario di quello che vorrebbero questi personaggi che continuano a cercare di rompere le scatole. Tornando sul discorso del ragazzo, gli direi: attenzione, non diamo sempre agli altri le colpe che sono nostre. Le colpe nostre sono che noi non stiamo facendo nulla per difendere e far crescere il nostro
popolo, la nostra comunità, la Padania o come la vogliamo chiamare. Dico, scusami, perché poi sembra, io sono uno dei difensori della Padania a livello di cucina, perché ho espressamente detto che cosa? Che i popoli si differenziano per la cucina, quindi noi possiamo tracciare benissimo una linea in cui da una parte si mangia col burro e dall'altra con l'olio. Dalla parte che si mangia col burro siamo in Padania. Perfetto, la chiameremo Radio Burronia Libera, che suona anche bene. Fabrizio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo e speriamo un giorno di averti ospite per parlare di questi e altri argomenti. Mi pare che domenica c'è un convegno del Talebano. Sì, esattamente, abbiamo questo incontro in Piazza San Carlo, a Milano. Pubblico, a Milano, dove ci sarà anche l'onorevole Fontana della Lega Nord, capogruppo in Europa e esperto sull'omofobia, perché si parlerà dell'omofobia e di tutto ciò che potrà succedere dopo che arriverà questa tremenda legge. Allora, l'appuntamento per voi a casa è domenica a Milano, se potete. Fabrizio, ti salutiamo e noi salutiamo voi a casa, lasciandovi almeno un minutino finale di sigla, giusto, che so che la amate tanto. Un minutino riuscite a sentirlo. Ci sentiamo lunedì, ciao! Ciao! Je veux l'amour, la joie.